Amici bellinei, vigilia di Champions, quindi consueto video di conferenza stampa, vabbè, a parte le battute, insomma le parole di Mazzarri e le parole di Juan Jesus. Cominciamo. È stato Lombardo che ci ha detto che il calcio è un gioco e dobbiamo ridere e scherzare. Benvenuto Immo, è proprio Immo, gli auguri a tutte le Imme e gli Immi. Lasciate un like perché di consueto noi così facciamo, e quindi lasciamo un like per aiutare la barca e andiamo a commentare le parole di Mazzarri e le parole di Juan Jesus in conferenza alla vigilia di questa partita che è un dentro e fuori. È come una finale, che però è una finale che non ti porta trofei se la vinci, è una finale che puoi vincerla anche pareggiando, quindi non è una finale, è semplicemente una partita importantissima per il ranking, per i soldi, per il morale, per la consapevolezza di questa squadra. Andiamo a capire di cosa si tratta. Ci spostiamo quindi con un Abraham tattico in questa zona, mettiamo subito Juan qui in sovraimpressione, diciamo, con traduzione in portoghese che poteva fare lui stesso, e comincia il tutto con un abbracciatevi, baciatevi. Lombardo orfano di Baldari oggi, che per le telecamere dice a Mazzarri e a Juan di abbracciarsi e spiega la prima cosa che ci dice. La prima notizia non ce la dà Mazzarri, non ce la dà Juan Jesus, ce la dà Lombardo, perché ci spiega la situazione Osimhen. Io mi sono svegliato con il Twitter in fiamme, con Instagram che stava come un pazzo, con il gruppo Telegram che ne parlava nel dettaglio. Praticamente Osimhen è in volo per la questione pallone d'oro della Coppa d'Africa, insomma pallone d'oro africano per essere più precisi, così lo definiscono, e quindi subito le polemiche, sì, ma non era proprio il momento, la società perché non si è rifiutata, eccetera eccetera. Io ricordo sempre una cosa: quando poi si decide di prendere dei giocatori che hanno questa nazionalità, tu accetti e metti in preventivo tutta una serie di difficoltà che i giocatori di questa nazionalità si portano dietro. Sai che se prendi un Anghissà, senza nemmeno parlare di Osimhen, ma sai che se prendi un Anghissà che magari ti può garantire grandi partite, grandi stagioni, sai che a un certo punto lo devi perdere, perché viene convocato e se ne va. Di conseguenza, a parità di giocatori, se trovi un giocatore che ha le stesse caratteristiche di Anghissà ma che non ha gli impegni di Coppa d'Africa e tutto quello che ne consegue, perché il pallone d'oro si fa in questo periodo qua e non c'è niente che vuol dire che il suo valore lo devi compenetrare, probabilmente lo devi mettere in conto, ecco. E quindi anche sfortuna che capita in questo momento con un Osimhen che sta tornando in forma. Però ci fa sapere Lombardo che questo non era l'ultimo, non salta all'ultimo allenamento. Domani ci sarà l'ultimo allenamento, vola con Micheli, ci sta un fisioterapista a seguito, e quindi il signor Victor Osimhen, come dice Lombardo, domani sarà a disposizione, e poi starà a Mazzarri decidere, perché questa è un'altra di quelle cose che ti lasciano un pochino, sono altre energie mentali che un allenatore deve sprecare. Che faccio? Metto comunque Osimhen, premio invece quelli che non partono, è colpa di Osimhen, non è colpa di quello capace che lo vince, che fa? Non va, non si presenta perché voglio allenarmi per la partita col Braga, e onestamente ragazzi non funziona così. Quindi vediamo se Mazzarri prenderà una decisione in tal senso. L'unica occasione che abbiamo avuto con la Juventus, se non hai Osimhen non arriva proprio la palla a Kvar, per capire. Chiedono a Juan domani, chiedono, vabbè, le domande sono sempre le stesse, la risposta di Juan Jesus Juan Jesus parla calcese oggi e dice tanto e non dice niente. Domani ci giochiamo tanto, siamo in crescita, serve vittoria e gol per tranquillità. Ecco, la differenza grossissima che c'è tra Juan Jesus e Mazzarri in questa conferenza è che Juan Jesus ripete in continuazione: serve fare gol, serve sfruttare le occasioni che abbiamo, perché altrimenti non vinciamo, eccetera eccetera. Mazzarri invece ci parlerà di equilibrio e ci parlerà di non prendere gol. Quindi c'è questa dicotomia, la dobbiamo registrare, no? Uno che dice no, ma fa gol, se gli attaccanti non fanno gol non si vincono le partite, e l'altro dice se non prendiamo gol prima o poi qualcosa davanti succede. Registriamo questa cosa, e quindi poi
poi insiste, dice io conosco il mister da tanto tempo, ci dice che non siamo dei giocatori finiti, e già visto che si chiede come si fa a durare più di 45-50 minuti, Juan Jesus dice con la Juve siamo durati 80 minuti, poi ognuno poi la vede come vuole. Io l'abbiamo già analizzata la partita con la Juve, non ci vorrei tornare. Gli si chiede anche se è un problema più mentale o più fisico. Quando vinci le aspettative crescono, dice Juan Jesus, dobbiamo rispondere noi alla fine, perché prima c'era Garcia, adesso c'è Mazzarri, ma alla fine noi andiamo in campo e dobbiamo evitare che inconsciamente ci sentiamo poi troppo forti, dobbiamo fare le cose che dobbiamo fare in campo. Ed è giusto, è una risposta giusta. Quindi Juan Jesus esclude problemi fisici, visto che se ne parla tantissimo, visto che i dati non ci arrivano, però Mazzarri li ha. Juan Jesus non parla di problemi fisici, non ne parlerà neanche Mazzarri, ma ci arriveremo. E poi domanda in portoghese sul Braga, dove si ricorda che ovviamente il Braga può anche vincere 1-0 e passa il Napoli per tutta una serie di regole Champions di arrivo a pari punti. E vabbè, è una partita molto importante. Alla fine questo dice non va nello specifico né delle caratteristiche del Braga né di come poi è una partita importante, è stata vincere, fondamentalmente si deve vincere. Poi passando a Mazzarri, partita da dentro fuori, quanto è importante questa partita anche per dare morale eccetera eccetera. Mazzarri risponde: io da quando sono arrivato qui quante ne ho fatte, non ricordo nemmeno quante ne ho fatte perché sono concentrato su altre cose. Vabbè, quante ne hai fatte? È facile, ne hai fatti 4, anche perché era proprio il ciclo terribile, no? L'Atalanta, il Real Madrid, l'Inter e la Juventus l'abbiamo imparato a memoria, e abbiamo anche dato le attenuanti di un inizio terribile, e quindi se non fai il filotto di vittorie nessuno ti dice niente, siamo d'accordo. Anzi, pure la vittoria con l'Atalanta non era scontata, nonostante si sa che Mazzarri al suo esordio non perde mai, è arrivata addirittura alla vittoria. Quindi non lo so quante ne ho fatte, però la cosa più importante, e lo ribadirà in tutte le risposte, è ritrovare l'equilibrio, essere compatti, essere solidi senza dare ripartenze. Di conseguenza io ora questa frase la voglio analizzare bene, perché anche Spalletti parlava tanto di equilibrio e ci ricordava che non dovevamo lasciare poi spazi alle ripartenze avversarie eccetera eccetera. Spalletti andava più nello specifico di volta in volta, parlando degli avversari e parlando delle caratteristiche principali degli avversari. Ricordate che il calcio è questo: sfruttare le debolezze, individuare le debolezze dell'avversario, cercare di sfruttare quelle debolezze, cercare di nascondere le tue debolezze e di puntare sui tuoi punti di forza per spostare gli equilibri, perché poi ad alti livelli l'equilibrio te lo devi aspettare per portare la partita dalla tua parte. Non si va nello specifico con Mazzarri, non gli arrivano domande sul Braga, però lui insiste su questa cosa dell'equilibrio. Non è sbagliato parlare dell'equilibrio, però mentre Spalletti ci parlava dell'equilibrio, noi poi vedevamo una squadra che azzannava, e specialmente anche in Champions faceva delle partite di grande veemenza, di grande foga. La foga ammaestrata, non la foca. L'equilibrio sì, però è un equilibrio in avanti, lo sappiamo, no? Il recupero palla in avanti, asfissiando l'avversario, non gli dai nemmeno la possibilità di fare il contropiede. Questo era. Però io insisto che Mazzarri faccia il Mazzarri e non cerchi di fare lo Spalletti, perché non è Spalletti, ed è inutile cercare di essere qualcosa che non siamo. I giocatori stessi non sono quelli dell'anno scorso mentalmente, quindi se gli arriverà la domanda, vedi, della difesa a 3, dici ma ci hai mai pensato di arrivare alla difesa a 3? E Mazzarri giustamente sorride e dice ma come è possibile? Ma sono venuto per fare la difesa a 4, che mi piace fare la difesa a 4, adesso mi si dice addirittura di tornare alla difesa a 3. È un illogico, ma non è un illogico, Walter, perché se vediamo che sì, stiamo facendo benino, ma non somiglia ancora tanto a quella schiacciasassi che era il Napoli l'anno scorso, è logico che ci viene in mente, visto che siamo un po' vulnerabili, è logico che viene in mente a tutti: fai quello con cui sei più comodo. Poi gli si chiede di Nathan, dice Nathan crescerà, fa un paragone con Bremer quando lui al Torino, insomma ci sono venuti 3-4 mesi per il difensore brasiliano per pagare poi lo scotto del nuovo campionato, le solite cose che si dice. E poi si parla di Zanioli,
ovviamente la battuta, visto che lui l'ha richiamato Cavra, quindi di solito, almeno l'esperienza da quando è arrivato Kvicia, è che chi ha sbagliato il nome la prima volta continua a sbagliarlo. Penso solo, mi hanno segnalato gli amici Bellini, solamente Decibel Bellini l'ha imparato dopo un paio d'anni a dire bene il cognome. Quindi per Mazzarri è Cavra e continuerà a essere Cavra, ed ecco perché ha sbagliato quel gol contro la Juventus, perché non era Kvara. Quello non è Kvara, quello è Cavra. È Cavra che ha sbagliato il gol contro la Juventus. E dice addirittura: io sbaglio i nomi in italiano, figurati se non sbaglio quelli in georgiano. Non mi fa ridere, non mi piace, imparali i nomi, non ci vuole niente, fa parte del tuo mestiere, la comunicazione fa parte del mestiere dell'allenatore, perché altrimenti di che parli? E si arriva, quindi lui dice Zanioli invece di Zanoli, un errore che fanno il 50% anche dei tifosi del Napoli, non gli addetti ai lavori. Sì, gli addetti ai lavori su Zanoli sono precisi. E il misto tra Zaniolo e Zanoli esce Zanioli, e Mazzarri dice addirittura: io sbaglio Rodrigo, lo chiamavo Ignazio. Grandi sorrisi in conferenza, i sorrisi della Curva Mazzarri. E interviene Lombardo dicendo il mister ovviamente scherzava dicendo Zaniolo, no, aveva detto Zanioli, ma ovviamente perché dobbiamo ridere, il calcio è un gioco, eccetera eccetera. Questo non sposta, chiamarlo Zanoli non sposta, semplicemente ci dice Mazzarri che non ha tutti i 90 minuti nelle gambe, quindi non credo che partirà dall'inizio. E il report dell'allenamento che adesso guarderemo, adesso facciamo la formazione, ci dice che Mario Rui ancora non ci siamo, non ce lo possiamo aspettare da titolare. Quindi si va ancora più nello specifico, domanda molto precisa: è più la condizione fisica, è più la fase difensiva o la freddezza sotto porta che va migliorata? Mazzarri individua ancora una volta la fase difensiva come prima cosa che gli interessa, il fare gol lo preoccupa meno, perché dice prima o poi con quella qualità il gol si fa. Questa è una frase che non mi fa impazzire, perché è la frase che abbiamo imputato anche a Garcia, no? Quando gli dicevamo, nello specifico dicevamo il cross, fai un bel cross forte che qualcosa succede in aria, non ci piacque. Questa frase è un po' simile, visto che la forza della squadra in avanti sta venendo un po' meno anche nelle cose singole, e lo stesso Mazzarri ce lo dice: noi sbagliamo i tiri, e se avessi più tempo a disposizione allenerei anche i tiri perché non prendiamo la porta. Vuol dire che la fase offensiva va guardata e va allenata, non bisogna lasciarla tanto qualcosa succede là davanti, perché altrimenti diventiamo la Roma, e siamo la Roma, tanto arriva la palla a Dybala e Lukaku e qualcosa fa, e invece non è così. Però lui insiste sulla fase difensiva e che non vuole prendere gol stupidi, non vuole prendere ripartenze, vuole essere compatto, eccetera. Raccontata così sembra la ricerca dello 0-0, e la ricerca dello 0-0 è molto pericolosa. Ovviamente anche con l'1-0, con lo 0-1 del Braga si passa lo stesso, ma immaginate che grande patema d'animo arrivare con la pericolosità della pallata, perché questi qua lo ricordiamo all'andata come vincemmo con un mazzo scassatissimo, e quindi non possiamo rischiare quelle cose là. E arriva la domanda sui pochi tiri, e Mazzarri ci ripete che con la Juventus, se non sbaglia, 7 tiri. Noi abbiamo i dati, e onestamente i 7 tiri non escono da nessuna parte, perché su SofaScore, se parli di tiri totali, il Napoli arriva a 13 tiri, però tiri in porta 1, quello di Raspadori, ricordiamo che quello di Lorenzo non conta. Quindi questi 7 tiri dipende tu i dati da dove li prendi. Pure questo è interessante, da dove li prendete i dati, perché alcuni siti e portali portano una cosa e alcuni siti ne portano un'altra. Probabilmente il Napoli avrà i suoi analyst che faranno dati a parte, e questo pure lo dobbiamo tenere presente quando si fa l'analisi della partita. Dello specifico, so che sono tiri fuori dallo specchio 9, tiri bloccati 3. Da qui si arriva poi praticamente ai 12 più 1 che è il tiro che va in porta. Insomma, questi 7 tiri non lo so da dove arrivano, ma dice tiriamo male, vorrei allenare i tiri. Tenete presente quando arrivarono poi Inler e Zemaili che fecero tutti i tiri, ma quelli sono gente che non li devi allenare, quelli avevano come tiro in porta proprio una delle caratteristiche da specialisti che il Napoli non ha, perché Lobotka ne ha fatto uno in nazionale ed non è la sua specialità, ha provato un tiro alle stelle nell'ultima partita. Zielinski lo dovrebbe avere, ma arriva al tiro sempre di meno, non lo so se non ci prova, non lo so se
gli è stato detto di fare altro, Cajuste nemmeno, Anghissà men che meno. Quindi abbiamo un centrocampo che funziona bene ma che non ha questa caratteristica. Lo stesso Kvara può segnare dalla distanza, lo stesso Raspadori può segnare dalla distanza, Politano, dobbiamo vedere meglio la porta, su questo non c'è dubbio. Dopo 3 sconfitte può arrivare la paura, perché poi le sconfitte comunque non aiutano, ricordate, si perde o si impara. Le sconfitte no, dice non ho questa preoccupazione, più la preoccupazione che non ci sia la tranquillità, mi interessa che la squadra non sbandi, ecco, la prima vittoria arriverà presto. La prima magari intendi la prima vittoria in Champions sotto la tua gestione, perché sotto la tua gestione la prima vittoria è arrivata con l'Atalanta, non togliamo neanche quella, e veramente non si ricorda le cose che ha fatto, quindi la vittoria arriverà presto, speriamo, deve arrivare assolutamente con il Braga, proprio per dare un boost, visto che adesso ci saranno partite che il Napoli deve affrontare, la classifica è cortissima, non c'è proprio niente da fare. La gestione, questa è molto interessante, questa domanda sulla gestione delle energie dopo 4 partite, perché questo era un leitmotiv di Mazzarri, del vecchio Mazzarri, che dice dopo 4 partite, anzi Mazzarri risponde, dice io avevo notato che dopo 3 partite un titolare cominciava poi a fare delle performance meno importanti, ma dice che le cose sono cambiate e che a oggi hanno meno tensione, affrontano le partite con meno tensione, recuperano meglio e quindi possono farne anche 7 o 8 consecutive senza problemi. Poi dice pure io sono voluto star fermo proprio per studiare tutte queste cose. Guarda, sono voluto star fermo. Va bene anche un pareggio, c'è il pericolo che vada bene anche un pareggio. Qua Mazzarri dice la cosa giusta, dobbiamo pensare a vincerla, però poi ci aggiunge dobbiamo concedere pochissimo, quindi senza subire, e ritorna alla questione, dice se tu non subisci poi un gol lo fai, e speriamo, perché si stanno abbassando tantissimo le percentuali di tiri fatti, e infatti la domanda sui pochi tiri che arriva da Italia Mele è corretta, si stanno abbassando i numeri dei tiri fatti dal Napoli, nonostante noi registriamo che si sta giocando un pochino meglio, che si sta facendo un pochino, che la squadra è un po' più corta, che si sta facendo il dominio territoriale, va bene, ma tiriamo poco e quindi dobbiamo tirare molto di più, visto che le percentuali di realizzazione del Napoli non sono alte, questo lo dobbiamo tenere presente. Con un'analisi tattica ci spostiamo a leggere velocemente il report dell'allenamento. Cajuste e Kvara hanno svolto l'intera seduta in gruppo, Kvara aveva avuto un attacco influenzale. Cajuste una botta, una cosa di poco conto, quindi ci sono. Mario Rui allenamento personalizzato in campo, quindi non in gruppo, fa il personalizzato. Olivera terapie e quindi non ha preso parte Victor Osimhen e lo sappiamo. Di conseguenza questi i dubbi che può avere Mazzarri. Demme non so nemmeno leviamolo da mezzo perché poverino non fa parte proprio dei progetti della società. Nel frattempo ci fanno sapere anche che il procuratore di Meret ha detto quelli hanno l'opzione a favore loro, quindi Meret non è in scadenza e lo consideriamo già riscattato dal Napoli. Interessante, registriamo anche queste dichiarazioni. Di Lorenzo secondo me gioca, poi abbiamo il dubbio Rachmani, Ostigard, Juan Jesus, Nathan, quindi togliamo Mario Rui, c'è l'idea Zanolo, ma si è detto che non ha tutti i minuti in campo, non credo che parta titolare, quindi abbiamo di nuovo il Nathan terzino, Juan Jesus, Ostigard, Rachmani. A furor di popolo dovrebbe giocare Ostigard, ma io credo, me la gioco così, che si ricontinuerà con Juan Jesus, Rachmani, Nathan e Di Lorenzo in difesa. Lobotka, Anghissà, Cajuste se ha recuperato, lo immagino solamente in panchina. Zielinski-Elmas è un ballottaggio, Gaetano non credo. Zielinski-Elmas è un ballottaggio da tenere presente, però credo che partirà Piotr, con quello che ha detto pure Mazzarri, ha detto che oramai recuperano, che non c'è problema, quindi si sta riavvicinando la questione dei titolarissimi. Dubbio Kvara Lindstrom, ecco io mi lascio questa cosa, ovviamente se Kvara ha avuto solamente un po' di raffreddore, l'attacco influenzato così, probabilmente giocherà Kvara, però non sarebbe sbagliatissimo dare una partita da titolare a Lindstrom, magari nella zona di Kvara qui dove può rientrare col destro e provare anche a segnare. I dubbi questa volta sono in attacco. Politano dovrebbe avere il posto, Osimhen io me lo immagino titolare, quindi Raspadori in panchina e Simeone in panchina, perché Osimhen probabilmente recupererà, tornerà in tempo e potrà fare le sue cose. Mi lascio questo dubbio Kvara Lindstrom, ma se
se dovesse andare così, ragazzi, questa è ancora una volta la formazione dei titolarissimi, che sappiamo benissimo sono anche i più forti, senza dubbio. E io non sono neanche in disaccordo con l'idea di far partire questi qua. Semplicemente la partita è importante, la partita dentro fuori, siamo d'accordissimo. Semplicemente, se vediamo ancora una volta che duriamo 45, 50, 60 minuti, vai subito con i cambi, cambiane 3 o 4, metti forze fresche che hanno voglia di fare, i panchinari li abbiamo visti e non scherziamo. Io non ho dubbi sul passaggio del turno del Napoli. Magari sarebbe bello vedere una vittoria netta dove tu fai 2-0, 3-1, giusto perché ci può essere la pellecchia, però fai con un paio di gol di scarto, li mandi a casa e riacquisti quella fiducia anche nei tuoi mezzi, che è importante adesso per affrontare tutte le squadre che ci saranno per completare il girone d'andata. Io mi aspetto che si faccia, anche perché se non si fa, cioè se il Napoli prende 2 gol di scarto, diventiamo virali, perché poi io mi faccio afferrare per pazzo e invece non avremo la possibilità di diventare virali assolutamente. Continueremo il nostro racconto delle cose con calma e con l'equilibrio che ha chiesto Mazzarri, quindi con quella speranza di una vittoria netta, con la possibilità, visto che il periodo è quello che è, di un passaggio del turno comunque, sai, con qualche difficoltà. Magari ti fanno il gol, magari ti viene un po' di patè d'animo, lo spalmi sul panino e poi spalmi l'ingaggio. Dio si parla ancora delle firme, stiamo aspettando, insomma, così. Nel frattempo facciamo incetta di premi per l'anno scorso e sarebbe il caso di pensare un po' a quest'anno, perché mi dà sempre più la sensazione, vabbè, quest'anno è andata così. No, non è andata, facciamola andare, abbiamo ancora partite importanti. Non ho velleità di fare punteggio per il mondiale per il club, perché è troppo difficile. Dobbiamo poi, oltre a vincere domani, dovremmo vincere anche le altre partite dopo la qualificazione, però c'è ancora da fare. C'è la Coppa Italia da onorare, c'è la Supercoppa che vorrei proprio vincere, importante. C'è adesso un nuovo campionato che stiamo per giocare. Il Milan è inciampato, però comunque sta abbastanza tranquillo al terzo posto. Però nel frattempo il Bologna, io ho fatto una riflessione su Thiago Motta su X, è importante. Il Bologna sta lì, la Roma sta lì, la Lazio sta venendo meno, ma sta lì a 3 punti, c'è l'Atalanta vicinissima. Insomma, c'è un nuovo campionato che il Napoli può vincere. Mettiamola così, non possiamo vincere contro Juventus e Inter che fanno un campionato a parte quest'anno per punti. Vinciamo il campionato delle sorelline, togliamo quelle 3 che storicamente le dovremmo togliere a prescindere e vinciamo il campionato delle sorelline, lasciandoci alle spalle Roma, Lazio, Atalanta, Bologna, Fiorentina, tutte queste qua delle sorelline ce le lasciamo alle spalle, per una questione anche di dignità, di orgoglio di una squadra che ha vinto lo scudetto meritatamente e che adesso non può farsi scavalcare anche dalla Roma, dal Bologna, non mi sembra proprio. Da New York, Valerio Fluido, è tutto, a domani per reaction registrata, poi la live post partita dove parleremo del passaggio del turno. Ne sono convinto, altrimenti diventiamo virali. Non voglio diventare virale per queste cose qua. Delle sciare di una